sempre con questa mia chitarra. Ma non c'è Allora, tra le varie seratine che ogni tanto si potevano riuscire a fare, un pomeriggio sono andato a Villanova, che è in una zona di via Manzoni, a Napoli, e Roberto, per chi non l'ha conosciuto personalmente, Roberto dal Sistina la sera successiva veniva a cantare a casa vostra con una facilità enorme e con un'umiltà infinita. Era magico al momento, la sua chitarra si imponeva in una maniera straordinaria. Qui fuori questo teatro parrocchiale a Villanova, questo Don Luigi, che era un portiere di via Pacuvio, che lui ricambiava così, non chi le pasta, non chi le roglia. Diceva, Roberti, non chi le pasta, non chi le roglia, a cantare 2 canzoni, che lui era della Velinese. E lui, noi ci andavamo sempre, io lo frequentavo, e così incominciai questa amicizia più intensa con Roberto, che è durata fino alla sua morte, oltre 30 anni. Ma io dico sempre, la mia è stata un'amicizia non professionale, un'amicizia, io l'ho sempre definito il mio secondo padre. Anche perché questa definizione di essere il suo erede per me è solo un grandissimo onore, ma io canto in una maniera completamente diversa, però lo stile è quello. Chiedere a Maglione di venire qui e dedicare una canzone a Murro. Possiamo usare la sua chitarra? Perché io, presentando tante volte Maglione, ho detto l'erede naturale di Roberto Murro. E adesso c'è questa occasione e quindi mi sembrava giusto che... Cosa posso dedicare a Roberto? Una splendida canzone da un titolo importantissimo, al quale mi lega questa grandissima amicizia da tanti anni al di fuori dalla professione, dall'amicizia pura, vera. E ti dedico una strofa di Te voglio bene assai, con tutto il cuore. Io la farei tutta, non sono tanto. No, dico, Ah, vabbè, ecco. Quando mi vedi t'angrifa come una gatta non è che t'ha già fatta ma non mi può vedere io t'ho già amata tanto che t'amo tu lo sai. Io ho fatto centinaia di concerti con Roberto, ma veramente tantissimi. Allora dicevo, mettiti là, lui incominciava 3 canzoni, 4 canzoni, adesso io presento un giorno e poi ci canta sempre a me. E giustamente la gente voleva sentire a lui. E lui poi, che Roberto, io questo anche ho preso del maestro, a me non piace stare moltissimo sul palco, mi piace stare il giusto. Ma lui mi ha sentito fino a 6-7 anni fa, mi ha sempre adorato. E scrisse una bellissima canzone per Sergio Bruni, che si chiama Scrivimi, una canzone che io ho anche in repertorio, e che lui diceva come gliela cantavo io, no, gliela cantava nessuno. Mi emoziono per un semplice motivo, perché io l'ho cantata in ospedale, quando stava proprio malissimo. Lui non riconosceva quasi più nessuno. Io parlo di Roberto come per me Roberto è come stato il mio secondo padre. Anzi, forse, chi lo sa, forse anche più ricordi con Roberto, perché l'ho vissuto intensamente. E lui capiva, non capiva, ricordo sempre che lui mangiava così, guardava così, con questi occhi così. Io aprì la porta dell'ospedale al Cardarelli, aprì la porta, aprì le braccia e fece scrive, ma fammi sapere se mare è fornuto, e lui mi fece un cielo di sorriso. E questo me la porterò per sempre, è bellissimo. Questa è una canzone napoletana che si intitola O mare Nario e la cantiamo a 2 voci. Ecco, la cantiamo a 2 voci, però queste 2 voci, no, Maronna mi se ne si allontana proprio. Si deve fermare il microfono, Schulz. Ecco. Devo andare, ecco. Sono, così sentite l'effetto di una canzone a 2 voci, cioè in armonia. Vicino mare, facimmo
Cosa ne pensa dell'idea della crociera della musica napoletana? Guarda, sicuramente è stata un'idea brillante, perché ha coniugato due cose essenziali. Intanto il divertimento come crociera e quel minimo di cultura napoletana che comunque è una cultura di tutto il Mediterraneo. Sono canzoni napoletane, penso piacciono in tutto il mondo. Ma la musica, le dirò, è come la matematica. Dall'arabo tutti hanno capito che matematica e musica sono i substrati della vita dell'uomo, sono sulla stessa base. I numeri, con la grandezza dei numeri e la grandezza delle note musicali sono sullo stesso piano. Senz'altro una bellissima idea, spero che si rifaccia sempre questa crociera, che io verrò sempre. È una cosa meravigliosa che sta facendo Napoli per la nostra canzone napoletana, che è famosa in tutto il mondo. Cosa ne pensi? Cosa ne può pensare un napoletano? Tutto il bene possibile e immaginabile. Napoli TV che ci guarda, che io adoro, è il nome anche di tutti i francesi che mi seguono perché hanno fiducia in me e si divertono con una napoletana stupenda. Un saluto a tutti gli amici di Napoli TV. Un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici di Napoli TV, vi saluto a tutti quanti e sono contento di essere stato in mezzo a voi. Un saluto a tutti gli amici di Napoli TV. Ciao Napoli TV. Un saluto agli amici di Napoli TV, tutti quanti. Fra un concerto e l'altro, la navigazione continua e siamo giunti a Catania, dove ancora una volta gli artisti che in questi giorni hanno accompagnato la nostra crociera con le loro straordinarie voci